My lover's got no money, he's got a strong beliefs. My lover's got no power, he's got a strong beliefs. My lover's got no bank, he's got a strong beliefs. My lover's got no money, he's got a strong beliefs. One more and more, more. People just want more and more. Every time in life, people just want more and more. Every time in life, what's from desire? My innocence is beautiful. Free from desire. Aspetta, My innocence abbiamo is la distinta d'oro. my innocence desire. Appartenenza e orgoglio, l'appartenenza di un popolo, di una squadra che vuole riprendere, proseguire l'ascesa verso il calcio dilettantissimo che conta, e l'orgoglio di una società storica del calcio palermitano che invece vuole rialzarsi dopo l'ultima dannata negativa. Amici di Sportifine, buon pomeriggio da Francesco Camuca, bentrovati allo stadio Licauli di Piana degli Albanesi per la sfida tra San Giorgio e gara di ritorno del primo turno della Coppa Italia di promozione. Nei primi 90 minuti di questa partita del gol sul rigore formato da Dolina e del pareggio realizzato nella ripresa alla solita giochino serio, tanto il minuto di raccoglimento che si osserva a livello nazionale per la strage che è avvenuta nel nord Italia qualche giorno fa. Ci uniamo anche noi. Operai. Allora andiamo con la lettura delle due formazioni partendo dal San Giorgio Piana che schiera Belmonte, in porta poi Giovenco con 2, il Mesico 3, Tarantino col 4, Gaglio col 5, Tori col 6, Spina col 7, Ciancimino col numero 8, numero 9 Cariota, numero 10 Seri, numero 11 Gallo risponde il Fus Palermo con Insenna tra i pali, poi con numero 2 Filippo, numero 3 Tripoli, numero 4 Lucido, numero 5 Vinci, numero 6 Carollo, numero 7 Cinquetta, numero 8 Favata, numero 9 Indolina, numero 10 Dalì, numero 11 Caminita, il primo pallone che i giocatori del San Giorgio Piana vanno a salutare gli ultra della Curva West, le curve più calde dell'intero panorama calcistico siciliano. Primo pallone a disposizione del San Giorgio Piana, pronti via di questo ritorno del secondo turno di Coppa Italia di promozione sui pallone a disposizione giocato dalla squadra in maglia rossonera. Quindi il campo, fra. Alto, Albi. 8 e 10, 8 a Lele. Le spalle, Albi. È fuori, ancora, ancora.
Occhio, occhio. C'è un giocatore a terra per il San Giorgio Piana. L'arrivo di un pallone. Messo in giù. Messo in giù. Poi- Oh. Una che viene restituito a Insenna. Portiere del Plus, per me giocato su Vinci. Poi cercare in profondità, ma non riesce a trovare il pallone. Allora la gestione da parte di Ciancimini, il servizio per Montoro, poi Cario, conclusione, ribattuta per finalizzare il San Giorgio Piana con la palla che esce. Fallo laterale, se non fa Gabriele Giovenco. Messa a cercare a trovare Davide Carioto, serio, viene anticipato all'intervento di Tripoli. Prova a fare sul pallone il Palermo con una rimessa guadagnata, almeno all'apparenza, da Emanuele Dalì. Poi però l'intervento della difesa, la rimessa affidata a San Giorgio Piana. Ora con poi Ciancimino fermato al Montoro, fermato anche lui. Allora attenzione alla ripartenza del Bus Palermo col servizio adesso per Andolina. Andolina prova a puntare, conclusione, non trattiene Belmonte per la palla, rimane lì e alla fine risolve in qualche modo Belmonte, che si è fatto sorprendere su questa conclusione tentata da Caminito. Che poi ha subito il rilancio di sponda perfetta di Carico, una linea seria di Ciancimini, palla per Giovenca, parecchia per l'ex Marino, Montoro, Gaglio, lancio lungo, troppo lungo per tutti, può controllare con calma, senza problemi, Capitan Carollo, il lancio a cercare la corsa di camminata di testa Tarantino, per la palla ancora controllata in mezzo al campo da Favata. Servizio largo a sinistra per Nicolo Tripoli. Ancora Favata, aggredito e fermato da Giovenco. Poi il tocco di caso, serio, può correre fermato dall'intervento in chiusura difensiva. Parte del numero 7 Cincotta. Fallo convenzionale. Reclama in maniera abbastanza colorita il pallone Gabriele Giovenco. Storia di gara che invita a sbrigarsi. Arrivano adesso i palloni. Quello per Gabriele Giovenco. Giovenco che va all'esecuzione del fallo laterale. Pallone è sgonfio. Situazione paradossale. Palloni che mancano, che arrivano in ritardo. Adesso Giovenco può andare alla battuta. Giovenco che cerca serio lungolinea col protesta di Tripoli. Il fallo laterale eseguito ancora tanto Giovenco serio. Gallo. Giovenco ancora serio, si gioca su quel triangolo, poi Ciancimino riesce a inserirsi. Ciancimino in area di rigore, l'intervento per la palla ancora messa in mezzo a Carollo sui piedi di gol Piana, Piana, non segnarlo, tiro serio, vantaggio San Giorgio Piana. Il gol dunque, Gioacchino Serio subito la mette a segno. 5 minuti di gioco. La rete da parte del numero 10
che ancora una volta affronta una sfida in un campionato sicuramente non all'altezza delle sue doti tecniche. Dunque, gol il San Giorgio Piano, a sempre, neanche a dirlo, giochino sempre. Azione manovrata sulla destra. Qui intanto riesce a recuperare il pallone Spina, prova a correre il servizio, poi viene intercettato l'indirizzo di Carioto, l'intervento di Carolo. Palla per Tripoli, che può avanzare con calma, ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Pius Palermo, poi qui fermato da lì, servizio di Caminita sulla destra ancora per Federico Filippo. Anticipo di Montoro, che ha subito anche fallo da Cincotta con la ex nella Parma un fallo. Stato pallone recuperato dal Cus con Andolina. Passa per vie centrali, il controllo di Caminita in area, viene invitato ad alzarsi. Dopo il contrasto con Montoro. Il servizio per Spina, Messi che ha giocato un ottimo secondo tempo nella gara di andata, molto propositivo dai suoi piedi, dai suoi cross. Sono arrivate le palle, colpi interessanti, soprattutto sulla testa di Carioto e sulla sforbiciata di Ciancimino nell'ultima frazione, la seconda frazione, gli ultimi istanti di partita. Qui intanto Carollo in anticipo, però intervenire Favato, Dolina controlla, riesce a girare Tarantino, conclusione ribattuta da Capitan Gaglio. Poi di testa prova ad intervenire senza troppo successo. La retroguardia del Cruz. I paesi. Il cambio gioco, interviene Tripoli in anticipo, arriva Gaglio in anticipo su Andolina, per il servizio un po' troppo corto. Buon gioco per quello del numero 9, autore del gol. Ha ascoltato il pronto, rimessa e rimessa per Tripoli, molto sollecitato in questa fine di partita. Destra Gaglio, poi l'intervento con la mano di Ciancimino, calcio di punizione. Ondali che fa subito eseguire la battuta. Non è da lì. Davanti alla paglia, no, in maniera. Oh, Carlo, Carlo, capite? Attenzione. C'è Davi. Battuta di Lucido verso l'area di rigore, colpo di testa di Carollo, blocco senza problemi. Belmonte, per salire compagni, il numero 1. La posizione intanto con il recupero palla di il servizio, battuta lunga di Filco a cercare mano, a trovare Cincotta. Fondamentale la presenza di Cincotta, cursore di destra. Intanto l'avanzata di Spina, Montoro per vie centrali, trova lo spazio, ancora Montoro, decide di allargare e lo fa per Gallo, poi Carioto in area, la sterzata di Carioto, la conclusione sul primo palo, respinta in maniera fondamentale da Vinci, anche perché ha calciato a botta sicura Davide Carioto sul primo palo per poco, non è riuscito a beffare. Fermo, arbitro. Siate sano, tu schermi, equilibrio. Vai qua c'è.
La palla esce, si ripartirà con un fallo laterale in favore del FUS Palermo, che ricordo, come vedete anche dal punteggio, è sotto. No, no, vabbè. Da fare, sai, c'è lui, giusto. Va bene così, Fabio. Preventivo, preventivo, fa. Ora va. Ciancio Pizzo, Ciancio! Posizione, Ciancio al B! Al B! Posizione! Intanto Filippo, in particolare, fare da avversario l'altro numero 2 in campo, però sia Gabriele Gioventù, grandi amici, perché giusto fuori dal campo. Intanto fallo Sandolino, punizione. Stai giocando con buona qualità per ovviare al gol realizzato dopo 5 minuti di gioco da giochino serio. Da lì interviene in anticipo ancora Gioventù. Con il lancio, un po' di testa da parte di Garolo, che poi deve intervenire di nuovo sull'appoggio di Lucido. E poi non riesce, la giocata a Favato, pressato da Ciancini. Sei. Chiusura su Montoro, interviene Ciancimina a recuperare. La corsa Gallo sulla destra, chiuso da Carollo dal fondo. Il prodotto dell'ex giocatore del Resultana San Lorenzo, tanti ex. La squadra che adesso si chiama Atletico Club Palermo. A proposito, invito se ci seguite su Sportissimi anche a rivedere quelli che sono gli appuntamenti ai comment. C'è! E Spingi, spina! Spiegato! Il nostro bravo! Atletico Club Palermo va dietro perché regala in Italia, ma in nero rosa particolarmente ambiziosi anche col pallone di rimbalzo controllato e col campo piccolo. Qui intanto fermato Ciaminita. Ciancimino interviene, proprio scambio con Gatto, interviene Lucido. Tripoli fermato. Sarà rimessa ancora per il bus con Tripoli. 2006. Terzino sinistro, mister Zappato. Qui intanto ci prova Andolino. Conclusione velleitaria. Si perde sul suo. Questa paga, quando Si mette in gioco Ivan Tarantino, elemento di grandissima esperienza. Ha stato tante maglie nella sua carriera, questa adesso col San Giorgio Piana che va intanto a pressare sull'uscita, però è efficace da parte di Insenna. Poi Vinci per Andolina che può avanzare, avanza il 9 del bus De Campo, viene raddoppiato. Andolina riesce a ottenerla per troppo per Cincotta che si libera. Cotta col pallone messo in mezzo, diventa un tiro che si insacca alle spalle di Belmonte. Ha pareggiato il FUS Palermo. Sapito, forse un po' fortuito. Mauro Cincotta. In quarto d'ora è già 2 gol ed è già pareggiato il conto dell'andata qui al Licauli di Piana degli Albanesi. E 2 ex giocatori della Parma, tra l'altro anche si compagnano, muovono il punteggio qui a Piana. Presente nei 2 organici
Come dicevo anche in sede di presentazione, da una parte, una squadra neopromossa in promozione che vuole dire la sua, che vuole fare grandi cose, anche attraverso l'arrivo di foto di cose, probabile, dalla proprietà Arberesce. E dall'altra parte una società Palermo, storica, tanti anni di esperienza alle spalle. Sicuramente la sua promozione. Tanto testa di vinci non contro la Tripoli. Rimessa per serio, poi Giovenco, serio ancora. Girarsi, giocatore. Geraci, pressato, costretto a rifugiarsi indietro, c'è davanti Gaglio, poi Gallo, prova ad andare contro Tripoli che la sporca di testa, subentra nell'azione Ciancimino, sempre disturbatore in mezzo al campo sulla tre quarti, il cross intanto di Giovenco, fa rimbalzare in Senna, chiamando, ma che compagna, non colpire il pallone. Avanza Mirkovic. Anciolo può cercare la corsa di Pavati. I due sono stati insieme nella bella cavalcata di una stagione fa, una stagione e mezzo fa, con la Juniores Virtus Palermo che è andata ad un passo, titolo regionale, soltanto il Trapani, che ai tempi era ancora una società che giocava tra i professionisti, è riuscita a fermare l'avanzata dei Gossini. Qui intanto Taranti per Giovenco che con la testa appoggia a Ciancimino, servizio in avanti di testa Tripoli, poi stacca serio sulla testa di Lucido che però è bravo a girarla, però non trova compagno. Spina in mezzo, prova a puntare Cincotta all'ultimo tocco e dall'autore del gol che sta affossando il punteggio sul 1-1. Allora rimessa San Giorgio con Serio in mezzo, ancora Serio, il lancio Marioto sponda verso Gallo, Giovenco, Gallo provano a duellare, poi Gallo va sul fondo, Gallo con cross trollato da Insenna che subisce il fallo di Loris Spina. Spina, vecchio pupillo Serchinnici ai tempi della Sultana San Lorenzo. Quel discorso, il passaggio all'Unitas Shack, cercare spazio in eccellenza, senza però trovarne più di tutto, la scelta di approdare in promozione, tornare in quella promozione che ha vinto proprio con la maglia nero-rosa del risultato. E tanto attenzione alla discesa di Tripoli, il cross ottimo, sfiora Caminiti, forse togliendola dalla disponibilità di Andolina. Filippo, pressato da Carioto, ancora Filippo. Carollo per Vicci. Penso che sta per scadere. Vita che dopo 110 minuti non ha ancora padrone. Vinci. Da lì viene incontro, lucido anticipato, punto per serio. Che fare rimbalzare ancora serio. La palla messa al secondo palo dove prova ad arrivare Carioto in Senna. Qui l'uscita. Attacco ancora vivo però per il San Giorgio con Spina che converge. Spina la palla sul destro. Punto. Lo scambio di due essere sputana. Serio. C'è contro il tecnico di serio. Non gli lascia luce per il tiro. Ora Gallo. Palla sul sinistro. Mette il tiro poi di volta. Appoggia il serio. Serio. Sinistro. Sani. Per 10. Tanto il direttore di gara da Mister Zampaviglia non riusciva ad inquadrarlo purtroppo.
Stiamo giocando, pensa a giocare. Si gioca mentre si continua a discutere dei palloni. Lucido in avanti, tocca Cincotta, poi Spino. Tarantino in avanti, cerca Cariota, non lo trova. C'è. Lucido, lungo Firpo a cercare Andolina, ma meglio Tarantino. Poi Cincotta riprende l'azione, interviene in Mesi, ancora però Cincotta a recuperare spazio allora. Un altro ex compagno di Cincotta alla palma, quello però si va a Tarantino. Serio, mette giù. Serio, scivola, mette fallo nella scivolata. In un pezzo che serio, chi è questo score? Ok, visto che era scivolato terreno di gioco per colpire volontariamente il suo avversario, si tratta di Vinci che si è rialzato vi ricordo è attualmente in corso un'altra gara sui nostri canali, quella tra Super Giovane Castelbuono e Geraci, stato di un uomo sul nostro canale YouTube anche in contemporanea. Le nostre gare su YouTube sono disponibili su tutti i dispositivi, su smartphone, su tablet, su computer, anche sulle TV smart. Potrete anche rivederle in differita. Oltre ovviamente a poter vedere tutti gli highlights, le interviste dai campi. Cariotto, serio, fa scendere ancora serio, serie di finte. Arriva Gallo a dargli una mano, il fallo. Ti vinci? Perché lui perde l'equilibrio. La danno al suo avversario. Azione. Sul pallone Ciancimino purtroppo riusciamo ad inquadrare il punto di battuta. Vedete, c'è il sostegno della nostra struttura. C'è fischia intanto sul pallone in Mesi. Mesi, primo palo, allontana. Cincotta. Continua incessante il sostegno nella curva West. Qui intanto l'anticipo di Favata. Calcio! Sarà rimessa per il San Giorgio Piana con Giovenco, viene incontro Gallo. Fine la palla è per Cario, ci va da Vinci, poi arriva sulla seconda palla Montoro che non riesce a servire Spina. La rimessa per Filippo, Cincotta, chiuso. Fratello Giamello a disposizione, avanti elencherò anche le due panchine, intanto non riesce a tenere il pallone in campo Andolina, fallo laterale per il l'11 di Mister Chino. Segue incessantemente il sostegno e la guida dei due tecnici a bordo campo, e tanto Pavata cerca ma non trova Andolina, l'anticipo secco di Giovenco stacca Capitan Carollo. Cincotta per la corsa di Davi che prova ad andare in verticale, chiude molto bene in Mesi, poi Ciancimino per Serio che tocca, non trova compagni, allora Tripoli. Di Tripoli, anticipo di Gai, e poi anche in bello stile serve Serio. Sponda ancora per il suo capitano che cerca e trova Gal. Ora Serio, prova a manovrare il San Giorgio Piano. Poi cambio per Cariota, limite dell'area, servizio per Ciancimino, anticipato. Lì.
lancio in verticale per la corsa da parte di Caminita. Qui Tarantino scorta l'uscita di Belmonte. Motor, serio, fronte alla porta, riesce a giocarla in verticale, scambio con Carioto, può andare serio verso l'area avversaria, serio, semina gli avversari in quella serie, in area, conclusione! Sul fondo, ancora ad un passo, Martino serio. Ha fatto un'azione personale degna del miglior slalomista e poi è riuscito anche a calibrarla col mancino con un equilibrio che definire precario è quasi un eufemismo. Intanto il direttore di gara manda le squadre nelle rispettive panchine per un cooling break. 26 minuti e 1-1. Non so perché. Sta cagando a me. Perché no? Tanto abbiamo anche i consueti aggiornamenti da stagione. In realtà da già ci siamo. Stagione 1 e già ci. Va a riprendere il gioco qui a Piana degli Albanesi, come vedete 1-1. Così come fu all'andata, così è dopo i primi 28 minuti. Il vantaggio firmato da Jack Serio dopo 5 minuti. Il pareggio di Mauro 58 al quarto d'ora. Direttore di gara che fa riprendere ovviamente dal fondo per il FUS con Insenna. La battuta del numero 1 ospite, colpo di testa di Ciancimino per cercare Gallo, colpo di testa di Vinci, Gallo che la fa scendere, prova a servire ancora Ciancimino, nuovamente Gallo fermato l'intervento di Davi, poi Favata con il lancio intercettato da Gaglio di Messacus. La rimessa battuta all'indirizzo di Favata in qualche modo la gira, arriva Gaglio in anticipo, riesce a tenerla in campo il capitano del San Giorgio Piana che però serve involontariamente agli avversari. Cincotta fermato da Montoro, poi di testa da lì che finisce direttamente oltre la linea laterale. San Giorgio Piana che prodato in promozione torna sotto la guida di Filippo Pinnici, il quale poi in seguito quell'annata, il 17-18, particolarmente propizia per i colori rossoneri, ha iniziato alcune avventure, alcune buone, quella del risultato, altre meno buone, come quella ad esempio della sportiva Castelbuonese. Tanto le proteste del San Giorgio Piana per l'assegnazione della precedente rimessa laterale. Da lì, controlla col petto, ha spazio per girarsi, cerca l'esterno per Andolina. Solito Gaglio. Giovenco. Cambio gioco preciso per il mese. Spina. Prova a prendere campo l'ex Unitas Sciacca che punta. Servizio subito intercettato da Dario Carollo. Aspetta a te. Fava apre a sinistra su Andolina che come sempre svaria molto sul fronte offensivo del CUS.
Servizio d'esterno lungolinea per Favata che prova a saltare Gaio, il quale dice da qui non si passa, concedo, se vuoi. Calcio d'angolo. Ecco! Occhio che viene incontro! La bandierina andrà a lucido. E sapete, oh! Occhio, per ora fuori dall'area di rigore. Poi lo schema, un Cariotto che va in anticipo sul primo palo, non controlla a seguire serio. Tripoli sventaglia verso l'area, Belmonte fa sua, cerca di affrettare la battuta, lo fa cercare la corsa di serio che corre alle spalle dei difensori del Cus, palla però troppo lunga. Addietro, aspetta, Tripoli aspetta! fa Avata, Addietro, lucido, attenzione c'ha! Sinistra, Filco, vabbè! Carollo Attenzione, porta su la palla a testa alta, poi il lancio a cercare da lì, di testa Giovenco. Ciancimino può farla scendere, sbaglia il tocco però, poi riesce a rimediare. Caldo, aprire a sinistra per Immesi, è lo sfogo che cerca ed è anche lo sfogo che trova. Immesi, l'avanzata, poi il tocco per Spina che converge. Servizio per Ciancimino. Scambio con Gallo, un po' complicata questa palla, poi fallo. Il Ciancimino su Cincotta, punizione Cus Palermo. attenzione! Dai, dai, dai! Oh, Porta il Fladerin in senna che batte la punizione, vuole aggredire alto. Cus su questa palla. Colpo di testa ancora di Caio Spandolina, poi Carioto con la sponda per serio. Prova a avanzare il 10, si muove Carioto, la palla è per lui, la posizione è regolare del centravanti del San Giorgio Piana che sfida in uno contro uno Tripoli, il quale gli concede calcio d'angolo. 33 e 30 nel crono del primo tempo. Pepe Mesi che prova la battuta. Antonio! Vieni qua, Alberto! La battuta di Immesi, uno schema per Ciancimino, poi palla per Giovenco, arriva in ritardo, il movimento del terzino destro, quindi sfuma questo schema su palla inattiva, ha già ripreso a muovere il pallone plus con Vinci. Di testa Gaio, forse con un fallo sì, su Caminita. Scambiano Gaio e Tarantino per la palla a sinistra per Immesi. Serio. Viene incontro e prenderà la palla così da regista avanzato. Il numero 10, colpo di testa di Tripoli in fallo laterale. Ecco, stringi a te! A me, peggio a te! Serio. Steso da Lucido, non secondo l'arbitro. Da lì, intervento di Montoro, che l'arbitro fischia. So, so, lo stesso, stesso, stessi, senza. No, è fare, oh! Ah, come non lo fa? Era
seguisce insieme a Ciancimino la palla al corso, 10 minuti di questo primo tempo. Il track, non ci sono state interruzioni. Ma direi arrivata anche qui nel calcio dilettantistico che anche le risultanze dei gol Veloce, Sancio, posizione. vanno recuperati, cioè, sono stati già due, quindi è da escludere un recupero tutt'altro che esiguo. Intanto attenzione alla corsa di Favata a sinistra, Giovenco lo ferma. Ancora Giovenco, crossato. Fischio in favore di Giovenco. Punizione per il San Giorgio con l'ex giocatore del Resuttana San Lorenzo che appoggia in mezzo, lancio lungo, di testa lucido, poi non controlla da B, Tarantino avanza in mezzo, palla in avanti per la corsa di Spina che una volta tanto prende sul tempo Filippo, cerca di scavalcarlo con sombrero e ci riesce, ancora Spina con la palla morbida in mezzo, colpo di testa di Gallo, il quale non riesce ad inquadrare la porta sugli Spina, palla gol San Giorgio Piano. Tanto c'è a terra Carollo. Si tratta di Filippo. Si rialza il terzino destro che viene accompagnato fuori dal terreno di gioco. Intanto abbiamo visto un altro aggiornamento da Castelbuono, ha segnato, anzi sempre da Geraci, non da Castelbuono, che gioca sul campo neutro di Geraci Siculo, e proprio il Geraci è passato in vantaggio 2-1 per quella che è la Coppa Italia di eccellenza. Ricordo che tra qualche minuto alle 16:30 saremo live anche dallo stadio Sorrentino di Trapani per la sfida tra Accademia Trapani e Folgotore. Intanto non ce la fa Filippo. L'ingresso al suo posto di Monder Luati, maglia numero 17, e quindi primo cambio, ed è un cambio forzato per il Cruz Palermo, che dunque rinuncia per causa di forza maggiore al suo terzino destro titolare, ossia Federico Filippo. Mentre il lancio di Insen, di testa, sul quale arriva Davi, il lancio per Giovenco, il quale va in sforbiciata per anticipare Andolina, la palla però finisce sul fondo dopo il tocco del numero 9. Ripreso il gioco il San Giorgio, sponda di serio, che poi ritrova il pallone per il tocco di Lucido, lancio sulla sinistra col telecomando a cercare Spina. Spina contro Cincotta, duello tra numeri 7. Alla meglio il numero 7 del Cus Palermo che si sta passando a fare il terzino dopo l'infortunio di Filippo. Con Luati che gioca da mezzala, Favata ha cambiato zona di competenza, gioca a destra. Tanto c'è il cross colpo di testa che favorisce Gallo. Gallo va a puntare 1 contro 1 con Tripoli, ancora Gallo sul fondo, il cross che diventa un tiro. Scavalca la traversa. Gallo, 4,5 più recupero alla fine.
La battuta già effettuata da Insenna, poi Cincotta lungo, colpo di testa di Caglio, poi Lucido, controllo di Favata, Cincotta, è stato fermato da Spina che sta provando a crescere col passare dei minuti. Serio, la fa scorrere, la controlla, ancora Serio, inseguito da Lucido, sempre Serio, tocco per Carioto che va con la palla di ritorno, forse con un attimo di anticipo, servizio l'attaccante che l'anno scorso ha sfiorato la promozione in Serie D con la maglia dell'Enna. Secondo dialogare, Carioto è Serio, che tra l'altro prima delle rispettive esperienze a Enna e a Gerace hanno giocato insieme sia alla Parmoball che alla Don Carlo Misilmeri. Qui proprio Carioto per andare via, Carioto in area di rigore, Carioto la parata e poi Gallo sulla ribattuta, salvataggio di Tripoli, azione che non è finita, Ciancimino propone il cross, secondo palo Carioto, era tutto regolare ma non è riuscito a ribadirla in rete, doppia, clamorosa palla gol per il San Giorgio Piano. Posizione Ciancio, Si altera molto del primo tempo, prima Carioto, poi Ciccio Gallo. In entrambi i casi salvataggio, prima di Insenna, poi di Tripoli. Insenna lungo, cerca Luati, trova Gallo. Poi Montone, colpo di testa di Carollo, di testa Cencimino che ignora di essere solo e la gioca di testa per la va a recuperare su Davi. E poi secondo l'arbitro sgomita su Davi. Del gioco con un calcio di punizione, ultimi due del primo tempo più recupero. Vinci gioca vicino su Tripoli. Riparte, Vinci sempre su Tripoli, si rifugia dal suo centrale che sventaglia, teso a cercare Luati, la sponda su Davi, bravo qui Giovenco ad anticipare da lì Immesi spinge a sinistra con Spina che riceve Spina, pecco di ritorno per Immesi che è arrivato sul fondo. Immesi propone il cross, la palla esce, non l'ha toccata nessuno, allora si riparte al fondo con Insenna. Ciancimino con recupero palla. Gallo. Serio, fermato da Lucido, che sta facendo bene, schermo davanti alla difesa. Dali, proprio per il suo numero 4, che gli restituisce almeno prova a restituire di palla. Bravo giocante recuperato. Poi Ciancimino, con eleganza, si libera e poi serve. Immesi. Tarantino. Serio. Il lancio, il colpo di testa mette fuori. Avanzata di Luati, inseguito da Serio, l'entrata di Serio, cartellino giallo. Ed era il secondo cartellino giallo per Serio che lascia la partita. In 10 il San Giorgio Piana con l'espulsione di Serio. Ogni 4 minuti da adesso. E dunque tutto il secondo tempo con l'uomo in meno per il San Giorgio Piana che perde con i giocatori di maggior talento e di maggior carisma della sua squadra. Intanto il cross interviene poi Andolina, poi prova in qualche modo Andolina a recuperare, Caglio lo ferma, Spina allontana,
La tutta lunga di Carolo. Controllo di Messi, elegante, riesce anche a evitare il fallo laterale. Caminita, la tocca, ma il campo è finito. Giovenco. L'avanzata di Mesi, a pieni polmoni può avanzare il terzino sinistro, attacca anche con l'uomo in meno il San Giorgio Piana, con Spina, il cross rasoterra, palla messa fuori da Carollo, poi Tarantino alimenta l'azione di testa. C'è Cimino. Cimino evita gli avversari per la palla per Carioto nel rigore, Carioto l'ha sterzata, ancora c'ha il salvataggio di Belmonte per arriva Spina! Sul fondo, altra doppia, gigantesca palla gol un San Giorgio Piano. Rinvio di Insenna, se ne sono andati più di 2 minuti di recupero, poi caricato, prova a lottare. Adesso periodo tra gran parte del peso dell'attacco del San Giorgio Piano, ci saranno i provvedimenti. Mi sai, Freccia, sai. Chi dice quale sarà l'idea di Zappavigna a proposito dell'eventualità di mettere una squadra un po' più a trazione anteriore. Montoro. Mesi, inclusione, palla che scende all'ultimo momento. Vito! Non arriva Tripoli, arrivano quati ma non perfetto. Poi Ciancimino all'ennesimo recupero palla, sbaglia. Apertura panoramica. Ah, il secondo finale vantaggio della squadra di casa dopo 5 minuti in 6, un pareggio al quarto d'ora. La parte 5 Sandro Europeano è rimasto in espansione, poi di serie giocate è sempre più difficile rifare quello che hai fatto di bello l'anno precedente, quindi l'obiettivo è sicuramente questo, l'obiettivo è quello di farlo con meno patemi d'animo rispetto a quello che abbiamo fatto lo scorso anno, e sapendo che è un campionato difficile, perché l'eccellenza è un campionato difficile dove non ci sono partite scontate, quindi soltanto col lavoro e con la perseveranza penso che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Si riparte da quelle che sono le certezze di questo Casteldaccia, il fatto che si sta bene, che è una società sana, che fa stare bene i propri giocatori, che fa stare bene il proprio staff tecnico, e quindi sì, si riparte dalle certezze, più qualche giocatore di categoria che è arrivato e che ci può dare una mano, e la solita vitalità, la solita voglia di fare bene e di sorprendere questo campionato, perché ripeto, è sempre un campionato avvincente. Ma dal Casteldaccio io mi aspetto che ogni partita venda cara la pelle per cercare di fare il massimo
per cercare di raggiungere il più velocemente possibile la salvezza, e poi chissà. Del campionato mi aspetto quello che si aspettano tutti, ovvero Nissa e Favara su tutte, ma tante squadre organizzate, dall'Athletic Club, dall'Oesciacca, dal Misilmeri stesso, per cercare di fare il salto di categoria. Ma ripeto, l'eccellenza è sempre un campionato molto equilibrato, quindi la sorpresa è dietro l'angolo, c'è il Mazzara, l'ex mazzarese, quindi vediamo quello che riserveranno le prime giornate per poi capire un po' l'andamento. La vittoria è sempre una buona cosa quando una squadra vince, siamo tutti contenti, ma è normale che veniamo da un periodo di precampionato, perciò c'è anche un po' di pesantezza sulle gambe e dobbiamo lavorare su alcuni punti per arrivare proprio, diciamo che adesso posso dire che i miei ragazzi sono al 70%. Sono contentissimo per la vittoria che hanno fatto e che hanno rimontato un 2-1. Perdevamo 2-1, perciò sicuramente vincere 3-2 significa che i ragazzi caratterialmente ci sono e questo è fondamentale. È normale che, diciamo, per noi la stagione deve essere importante, ci aspettano tutti, perché è normale che l'anno scorso, avendo fatto una finale di playoff, è normale che non ci possiamo nascondere. Certamente mettendo sempre dei valori che abbiamo sempre messo l'anno scorso, che è l'umiltà, la voglia e la grinta, sicuramente dovremmo fare questo campionato per cercare di vincere, mai di arrivare però se non mettiamo queste componenti sicuramente saremo una squadra mediocre, perciò i miei ragazzi sanno benissimo che dobbiamo lavorare bene per arrivare a un traguardo. Sicuramente siamo al 70%, è normale che oggi ci sono state delle frazioni di gioco fatte per bene dalla squadra e la cosa importante è stata questa, che per me è fondamentale recuperare un 2-1 che insomma non era facile con il caldo che c'era, perciò questo è di buon auspicio, perché significa che i miei ragazzi caratterialmente ci sono ed questo è fondamentale per affrontare un campionato. Siamo un ottimo gruppo, i ragazzi che sono arrivati grazie alla società hanno rinforzato per bene questo gruppo, perciò dobbiamo solo lavorare. Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo che il Geraci era una buona squadra ed è una buona squadra costituita da ottimi elementi. Però i ragazzi stanno lavorando bene, abbiamo fatto un buon precampionato, la squadra lavora su tutti i punti di vista, sotto tutti i principi e hanno fatto davvero bene. Il primo tempo lottato su ogni pallone, poi il secondo tempo siamo rimasti in 10 e là è uscito ancora di più il carattere della squadra. Abbiamo fatto il secondo gol, il terzo gol e fino all'ultimo secondo non abbiamo mollato e questo è una cosa importante perché i ragazzi dimostrano di essere uniti, di essere compatti. Ancora il passaggio del turno non è completato, sappiamo che al ritorno saranno altri 95 minuti di battaglia sportiva e noi ci faremo trovare pronti per cercare di superare il turno e cercare di prepararci al meglio per il campionato. E Santiago Torres per noi è un elemento importante, sappiamo che è un attaccante di alto livello, ma insieme a lui anche tutta la squadra, cioè abbiamo degli ottimi difensori, centrocampisti, attaccanti, nomi non ne faccio perché sarebbe come fare qualche errore, perché per me sono tutti uguali, lavorano tutti bene, cerchiamo di evidenziare le loro caratteristiche, le loro qualità e Santiago, per come giochiamo noi, è uno che ci può dare una grande mano. Detto questo, ripeto, faccio i complimenti a tutti i ragazzi perché tutti, dal portiere fino alla prima punta, ma anche chi era in panchina, chi è stato in tribuna, chi non si è potuto mettere a disposizione per problemi burocratici legati ai tesseramenti, i ragazzi hanno tutti spinto la squadra verso l'unico obiettivo che era quello di fare bene oggi. Ripeto, il passaggio del turno ancora non è completato, ci aspettano altri 95 minuti di partita, sappiamo che sarà difficile perché dobbiamo cercare di non prendere gol e i ragazzi lavoreranno bene questa settimana per farci trovare pronti. E colgo l'occasione anche per fare un saluto a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono perché Castelbuono è una bella piazza, è una piazza che ci sta trattando bene, non ci fa mancare nulla e grandi meriti vanno anche alla società. La dirigenza è vicino alla squadra, non ci fa mancare nulla, è sempre costante, cerca di risolvere tutti i problemi e avere una società così fatta da bravissime persone che hanno voglia è una cosa per noi importante. E io dico di fare passo dopo passo, il nostro obiettivo unico e dichiarato è quello di salvarci. La società ci ha chiesto questo e abbiamo costruito una squadra per cercare di lottare per il nostro obiettivo. Io dico sempre ai ragazzi che poi tutto si decide partita dopo partita, se facciamo bene avremo sempre più fame.
fame. Il nostro obiettivo è la salvezza, lavoriamo per questo e poi vediamo a stagione in corso quello che succede. Io qui ho moltissimi amici perché quell'anno a Geraci abbiamo fatto bene, anche loro erano neopromossi, io sono stato il loro allenatore, abbiamo fatto una grandissima stagione, siamo arrivati settimi a un punto dal sesto posto e 2 punti dal quinto posto. Abbiamo fatto tanti record, quell'anno è stato bello e importante in cui ho conosciuto bellissime persone con cui ho buoni rapporti. Però la mia testa ora è esclusivamente rivolta al bene del Super Giovane Castelbuono e farò di tutto io insieme al mio staff con cui lavoro molto bene, siamo tutti uniti, cercheremo di fare bene quest'anno per la città di Castelbuono. Meglio di così veramente non potevo iniziare, anche perché prima di tutto qua c'è un gruppo di ragazzi che ha lavorato tanto questo mese prima di iniziare e che questa partita è quella che stavamo aspettando. E certo, una persona sono contento perché ho fatto il gol, anche se ho sbagliato qualche cosa che io non sono contento perché ho avuto delle possibilità di puntare di difensori e ho sbagliato, però certo sono contento per aiutare la squadra per fare gol e contento per Vodafone che è un po' non ho giocato tanto per qualche problema e qua mi hanno dato molta fiducia, quindi sono contento anche per questo. Forse pensavamo che ci mettevano in difficoltà e meno male abbiamo fatto altri 2 gol e siamo tranquilli, però dobbiamo stare pure attenti perché loro sono una buona squadra e non ci possiamo rilassare, dobbiamo anche stare attenti e anche se giochiamo in casa dobbiamo una bella partita così anche pure per noi per migliorare sempre. Io l'ho detto pure ai ragazzi, lo diciamo sempre, noi dobbiamo testa bassa e pedalare perché qua ci sono ragazzi che hanno fame, abbiamo tutti fame. E certo, siamo una neopromossa che dobbiamo salvarci, però nel calcio non si sa mai, tutti sogniamo arrivare più alto e come abbiamo detto se daremo una guerra a tutti, ci possono vincere ma quelli che ci vinceranno dovranno sudare la maglia per forza. Dal primo giorno subito una bella accoglienza da parte pure della dirigenza, la gente nel paese subito ci ha accolto benissimo perché anche se siamo tanti da fuori siamo sempre là e sempre ci fermano per i ragazzi di Castelbuono che giocano quest'anno e anche ringraziamo questo e oggi si è visto che il pubblico era con noi e questo ci dà pure forza per giocare, per vincere pure le partite sicuramente. No, benissimo. Anche gli italiani, perché non c'è differenza, siamo un gruppo unito, sia gli argentini pure gli italiani, quindi tutti benissimo, facciamo un gruppo di tutti i ragazzi eccezionali.
San Giorgio Piano e Cus Palermo stanno tornando terreno di gioco, ricordo il punteggio. Solo tempo che sta per iniziare sul punteggio di 1-1. Ricordo la successione delle reti al quinto minuto, giochino serio. E Moro 58 al quarto d'ora. Sta per effettuare un secondo cambio il Cus Palermo con l'ingresso di Claudio Lavardera, posto di Caminita. Eccolo qua, scambio. L'ingresso dell'ex giocatore, tra le altre, non parlo di Turmeri, l'anno scorso a gennaio, qualche gol per lui da subentrato, o dunque è un giocatore di maggiore spessore, di maggiore esperienza anche in un certo senso, visto che ha anche fatto categorie superiori. Il numero 20 che va a comporre dunque il tandem con Andolino, con da via alle spalle a breve l'elenco delle formazioni che inizia in questo istante il secondo tempo tra San Giorgio Piana e Palermo, ricordo. San Giorgio Piana che schiera in porta a Belmonte, linea difensiva composta a destra e a sinistra da Giovenco, Caglio, Tarantino e in mesi, adesso in mezzo al campo per uno Ciancimino con Montoro e Gallo che gioca in posizione quasi da mezzala con Carioto e Spina. Raccontiamo questa prima azione all'attacco del San Giorgio con Gallo che arriva sul pallone, l'uscita di Insigne, la posizione lì, arbitro ferma il gioco per un fallo. I Gallo spinse. Ci fanno Fallo fischiato in favore di Insigne e quindi contro Francesco Gallo. Calcio di punizione, subito inizia col brivido, il secondo tempo qui a piena degli albanesi. Caglio in anticipo sulla Vardera, ora il capitano del San Giorgio Piana che guadagna il rinvio dal fondo per il tocco di la Vardera. Formazione allora del Cus Palermo con in porta proprio Insigne, in difesa Cincotta, gioca ancora terzino destro. A sinistra Tripoli, i centrali sono Vince e Carollo, in mezzo al campo Favata con Lucido e Luati, entrato nel corso del primo tempo al posto di Filippo, anche lui infortunato. E come detto, da via alle spalle di Lavardera e Andolina. Di testa Lucido, poi Spina. Spina, si gioca per il vantaggio. Carioto, Gallo anticipato da Carollo, poi l'avanzata del capitano del Cus Palermo. Giovenco mette la palla fuori. Fai il gioco intanto che ce la c'è. Ma no, Indipendentemente da quello che è il fallo fischiato, non fischiato in favore di Spino, c'è comunque da considerare che sia un giocatore a terra per un presunto colpo alla testa, quindi il gioco andava fermato a prescindere. E a terra Loris Spina.
pallone che viene restituito intanto al San Giorgio Piana, si è rialzato Spina. Vado allora ad elencare quelle che sono le due panchine con il San Giorgio Piana ancora a disposizione, tutti e 5 i cambi, con il secondo portiere Furiolo, poi in totale la panchina ci sono Tricoli, Fabrizio Montoro, Piazzese, Di Giovanni, Duro, Porcelli, Zurmo e Preda. D'altra parte, come abbiamo già avuto modo di specificare qualche minuto fa, ancora 3 i cambi a disposizione di mister Zappavigna, mentre intanto attenzione a Carioto, tocco per Gallo, Gallo in area, sinistro, conclusione fuori, sta provando a scaldarsi, ma che sulle stelle tutti Gallo, fuori. Buona. Dicevo della panchina del Cus con il secondo portiere Razzola, poi Randazzo, Agnello, Nastasi, Adeula, Mormino e Nuccio. Gioca dalle retrovie il Cus senza fretta. Su palla adesso Carol. Si incotta ancora Carol. Vinci, palla lunga, colpo di testa, poi l'anticipo di Tarantino anche da nel suo portiere Belmonte, arriva in mesi, adesso la porta fuori di Pissagus. Vicino al posto, in mezzo, Gallo! In mezzo, Gallo! Un po' di Andolina per Dali, fallo laterale per la squadra di Zappavigna. Un po' rimesso, eventualmente ha messo un piede sul terreno di gioco. Testa Montoro non ci arriva, poi Lucido interviene, Ciancimino in anticipo, dalla parte in contropiede il San Giorgio Piana, 3 contro 3, Ciancimino al limite a cercare Gallo che arriva dopo la direzione. Gallo prova a puntare, viene raddoppiato, scarica indietro, un cross da Giovenco, primo palo di testa Carollo, quella palla allontanata, Giovenco decide di scorrere fuori laterale, c'è anche un po' di vento che spira le spalle di chi mi commenta la partita, quindi taglio da lato corto al lato corto, nessuna delle due squadre ha vento a favore. Un taglio che parte dalle panchine, quindi da dove siamo noi, fino alle tribune. Attenzione a Insenna, costretto a giocare la palla in doppia mano. Ciancimino, quasi beffato da un mancato intervento di Tripoli. Battuta intanto lunga di Lucido, colpo di testa di Tarantino, poi Giovenco, calcio lungo per far rimettere bene i compagni in campo. Vinci Tarantino, Lucido, 4 meglio Cus e Lucido, palla per Ruati, la Vardera a volte in controtempo, recupera Gaio che incespica sul pallone e riesce comunque a tenerlo. Ciancimino riesce a passare in mezzo a due, giocata dell'ex Marineo che alza la testa per i compagni, trova Gallo che alimenta la corsa di Giovenco, spinta a destra Giovenco, arriva sul fondo, mette in mezzo sul primo palo, allontana. Pirco Vinci in calcio d'angolo, ovvero sia quella di Gallo e Giovenco. Il controgioco può diventare devastante, ma ora occhio. Dalla bandierina in Messi con effetto a rientrare col sinistro, grappolo di uomini in area, pallone verso il centro, Spanaccio in senna, il primo ad arrivare è Luati che però apparecchia per Spina, poi ancora Luati a toccare, l'ultimo a farlo è proprio lui, rimessa per il San Giorgio Piana e per Gabriele Giovenco nello specifico. Scambio Giovenco Ciancimino, poi Gallo per lunga di testa ancora per Ciancimino per in area. Ciancimino, la palla messa dentro, Cincotta addirittura controlla prima di calciare lontano, poi Giovenco la controlla, prova ad arrivare, viene anticipato dall'intervento di Luati, poi la Vardera mette giù e alimenta l'azione. Cincotta, la spinta dell'autore del gol che sta fissando il punteggio sull'1-1.
Cincotta, cerca il cambio di gioco, bravo Giovenco a leggerlo, poi Spina, prolunga ancora, riesce a recuperare il pallone sul contrasto, ma la Spina tocca per Carioto, 1 contro 1 con Carollo, Carioto converge, riesce ad evitare anche Vinci, poi torna Carollo su di lui e riesce a recuperare palla il Cruz Palermo. Lucido, Favata, si butta nello spazio Lavardera, la palla è per lui, Tarantino in sospensione di testa. Sensimino, sbaglia il tocco per gol. Chiaramente squadre che non possono essere dopo della condizione che un po' di venticello, l'ho detto prima, il sole è veramente caldo, le temperature sono ancora abbastanza alte. Presto per vedere le squadre al loro prime dal punto di vista fisico, tra Giorgio Piana che è anche il malus dell'inferiorità numerica. Luati, aggancio e 1 contro 1 con Giovenco. Luati con il cross per Dalì che tocca centro area, Andolina riesce a tenerla, poi viene fermato dall'intervento di Fabio Gaglio. Lucido alimenta l'azione, cerca ma non trova Favata, c'è in mesi che sembra con la solita eleganza del numero 8 avversario. Per Gaglio, anzi per i mesi, chiedo scusa. Adesso Giovenco con tanto campo davanti, lo sprintare terzino destro del San Giorgio Piana che arriva addirittura in aria, evita un avversario. Giovenco sul fondo. Il cross che diventa un tiro con la palla che perde fuori. E adesso accelera decisamente il segno del motore. Ha già battuto in Senna da lì. Fermento ai suoi danni. Sotto instancabile vantaggio. Parte come di consueto dalle retrovie il Cruz Palermo con Dario Carollo che avanza. Ah, vada. Sì. Palla per Lucido. Sventagliata in verticale. Tarantino di testa. C'era comunque fuori gioco da parte di Mauro Cincotta che non disdegna queste avanzate. Giovenco, Montoro, Tarantino, all'improvviso su Carioto che fa sponda verso Gallo, di testa Gallo, ancora Carioto che la mette giù, la solita qualità, il numero 9 del Santo Giuliana che porta sul pallone, vede spazio, vede anche Gallo da servire, Gallo cerca il corridoio, non lo trova ancora, Gallo fermato, Montoro, con la conclusione quasi riparatoria, pallone fuori, poi si giustifica, titolare con Carioto, sono passati 11 minuti e 45 secondi. Ancora parità totale al piatto sportivo Licauli. Quella degli albanesi. 1-1 all'andata, 1-1. I primi 7 minuti di gioco. Battuta lunga di Lucido a cercare la Vardera che riesce a toccare questa volta Staranca. C'è per l'uscita di Belmonte. Piccolo riassunto dagli altri campi. Per quelli collegati sportissimi partendo dal Sorrentino di Trapani dove è iniziata da una ventina di minuti l'Accademia Trapani Fulgatore, parziale di 0-0 per il momento pass per il secondo turno di Coppa Italia Eccellenza per la squadra ospite che ha vinto 2-0 in casa all'andata. Poi anche l'Inter di Madonita, Supergiovane Castelbuono e Gerci 3-3. Vino Tecnica che per il momento sul doppio confronto premia abbondantemente la squadra di Mister Bognani che ha vinto 3-0 all'andata in trasferta. Torniamo in cronaca per Toro, poi recupera Sansivino, Carioto riesce a tirare bene Carioto, resiste anche ad una carica, poi respinge il rinvio di Inici che è poi efficace, Gai di testa, poi però attenzione a Dalì in mezzo a due, la tiene ancora il numero 10, Gaglio lo ferma ancora.
e guadagna anche fallo laterale, grande azione difensiva da parte di Fabio Gaio. Carioto rientra nel gioco, calcio di punizione, protesta, reclama gran voce il giallo per il capitano del Palermo, il pubblico di Federberesce, non è di questo avviso il direttore Igani, che ricordiamo nel primo tempo espulso. Giochino serio per doppia ammonizione. Tarantino con la punizione sballata. La rimessa per il Cus, non di facile comprensione, la giocata tentata da Ivan Tarantino, cazzo. Fa salire i suoi compagni. Caro Vinci avanza e poi serve di nuovo il suo capitano. Esce in pressione Spina, che poi insiste anche su Vinci e guadagna un buon fallo laterale. È bastato un velo di pressione al San Giorgio Piana per recuperare palla, mentre a breve c'era un altro cambio per il corso, ma prima Giovenco, Carioto, il controllo non perfetto, ancora Carioto chiuso. Dai, cotto. Gallo, controllo e dribbling sull'Uati, può andare Gallo, che salta anche l'altro avversario, mette in mezzo il pallone, deviazione, calcio di Vinci. Gallo sta salendo in cattedra in questo secondo tempo, intanto prepara il terzo cambio. Il Cruz Palermo, cambio che viene effettuato adesso, ed è la volta di Mormino. Tanto occhio a Peppe Mesi. Bandierina di destra, traiettoria a rientrare, palla sul primo palo di testa. Gallo ripropone, colpo di testa all'indietro di Cincotta sulla traversa e sfiora l'autogol il Cus. Attenzione alla palla in mezzo, colpo di testa questa volta corretto. Ancora Ciancimino che alimenta, pallone sul secondo palo, Carioto l'uscita a foto di Insenna che poi arriva. Ancora ad un passo dal gol del vantaggio, questa volta l'azione più fortuita di questa partita, e dopo l'ora di gioco sfiora ancora il 2-1 il San Giorgio Piano, che probabilmente in questo momento Feni qualcosa in più. Mister Chinnisi chiama dalla panchina Peppe Duro, l'altro suo pupillo dei tempi del Sottana San Lorenzo, ora a Peppe Palermo. Tripoli, Dali, girare mano dalla sua area di rigore, Vinci, e tutto nell'attacco avversario, non dice di Mister Zappaviglia, perché ci sono ovviamente ben in senno. Qui la giocata sulla corsa per lascia scorrere forse con troppa leggerezza, ecco, ma esce dal campo per destinazione, più a testa dunque. Uscita di Ciancimino per l'ingresso in campo di Peppe Duro. Dall'altra parte Ormino al posto di Lucido. Dai, dai, dai! Dai, raga, dai, perfetto! Soltanto uno, entrambi per Marco Ciancimino, oltre alla sua solita prova di grande generosità. Tanto entra Mormino, terzo cambio effettuato per il primo cambio effettuato per il San Giorgio Piana. Siamo nel corso del 18° minuto, l'equilibrio non si schioda. Circa mezz'ora alla fine, se cominciamo a considerare anche il recupero. Per il momento non c'è un padrone in questa partita. Subito in gara Duro che la gioca in avanti, certo, un po' di Tripoli la tiene in campo Vinci. Che cambia nuovamente zona di competenza, ha iniziato da mezzala sinistra, ha proseguito da mezzala destra e adesso fa il vertice basso della linea mediana di Mister Zappaviglia. Vinci
Così, Tripoli, buono, va bene così. ancora vinci. Alle profondità. Parte lungo, Giovenco di testa. Cerca duro, trova Montoro che è la meglio sulla Vardera. Avanza Fabrizio Montoro per la corsa di Gallo che accelera su Tripoli. Gallo in area, evita anche Vinci. Gallo, serie di rimpalli. L'ultimo tocco è del numero 11 Destra. del San Giorgio Piano. Ci ha battuto il rinvio con 5 alla pedalina. Adesso Andolina che si stacca per ricevere sempre sulla corsa Mormino, non può arrivare sulla sfera. L'ultimo ingresso in casa Cus Palermo. Non c'è. Piccolo. Sì, sì. Fitta. Rimessa per Immesi. Spina. Aspetta, centrali Spina, la meglio Duati. Poi Giovenco la fa scendere, gli dà una mano duro che quasi ne scorta. Controllo palla. Giovenco porta solo con la forza lunga corsa. Gira Giovenco, prende il centro. Giovenco in area di rigore, il cross deviato. Allontanato poi da Carollo, cerca di spingere su questa corsia destra. In questo momento è il punto di forza del San Giorgio Piana. Rimessa proprio per Giovenco, cerca Gallo, spalla alla porta contro Tripoli, non può puntarlo perché anche raddoppiato allora scarica per Giovenco, il cross di prima intenzione, allontanato da Carollo, poi di testa in Mesi, alleggerisce duro per Tarantino. Belmonte, la gioca subito e fa bene, interviene Mormino, anzi Duati, in mezzo, tocca per Spini. Avanzare Spino che converge, l'ex Unix Sciacca che cambia gioco per il fallo, questa di qualità a servire Gallo, il controllo del numero 11 che prova a puntare Tripoli che questa volta lo ferma e prepara la carta zoom il San Giorgio Piano, la Vardera scarica sul 50. Favata, pressato da Duro che non lo fa girare, allora è costretto ad andare dietro da Carollo. Velo di 50 per Dali, la pressione di Montoro, palla per Luati, serie di finte di Luati che prova a seminare Giovenco, la palla viene tenuta in campo da Luati, scarica indietro, da lì il cross alla sotterra, Andolina arriva in area di rigore, Andolina l'uscita. Di Belmonte. Salire compagni, Belmonte. E giù, va al rinvio con i piedi. Colpo di testa di Fapato. Era prova a mettere giù, servizio per Dalì. Bob, cercare ancora Caio, la meglio. Poi alza questo campanino con che finisce nel parcheggio. Tanto secondo cambio del San Giorgio Piano. Allora, Tommaso. Sei Caio. Vai, c'è, dai. Segallo che ha dato tutto. Proprio non si lascia sulle spalle del secondo tempo. Si è chiamato ma dentro zoom dunque. Carol 23 minuti 10 secondi, siamo oltre la metà del secondo tempo. Foto Giovenco confonde le idee da lì.
Poi da lì interviene, recupera. Tripoli, prova ad andare sulla sinistra, chiuso. Intervento di Peppe Duro. Intervento di Duro, poi in uscita palla al piede di Immesi che prova ad accelerare. Immesi col tocco per Montoro. Montoro, fallo. Cartellino giallo per Favad. C'è da lì. Non c'è ancora il sostituto. Entrate. Dai, torna qui. Esce 10. Avanti, Gaetà. Giocalo da quella parte. Mario, vieni qua. Vieni. C'è cooling break anche. Per 71 e mezzo, vedete? C'era il riscaldamento Fabrizio Montoro, dall'altra parte forse abbiamo visto ha effettuato. Io detto che negli ultimi anni si è fatto stimare, si è fatto apprezzare tecnico, preparato e anche docente. Sono i campionati, nel giorno che hanno visto stesso le cose. Si getta nuovamente nella mischia in campo dove ha giocato. Eccellenza prima categoria. Ovviamente attenzione, torna attenzione per dare una mano alla società che ne produce in panchina per crescere come tecnico. La munizione ripresa la partita, colpo di testa. Di Pavata che torna a fare la mezza alla sinistra come in avvio di gara. Adesso gioca a Deula a fare da schermo davanti alla difesa. Cariotto non arriva. Poi fallo di Montoro, giallo per lui.
Si riprende. Cignotta. Stato da squadra. Indietro. Ah, Carollo. Vinci. Poi spalla alla porta la Vardera fermato. Arriva ancora però il numero 20, maglia rossa, a lottare. Poi calcia lontano Spina direttamente dalle parti di Belmonte. Quando buttano liberi, non diamo profondità. Quando porta palla non diamo profondità. Carollo, lancio morbido in testa, taglio dalle parti. Ha entrato Zummo che prova subito a scoprire. Tornatore contro Tivoli. Poi nuovamente Zummo guadagna fallo laterale. Rimessa per Giovenco. Zummo. Ancora uno contro uno con Tripoli. Quest'ultimo laterale poi ci mette fallo. Zummo. Benissimo, proprio di Nicolo Tripoli. Ragazzi che proprio da cercare di difficile. Abbiamo iniziato a soffrire negli ultimi anni. Sono allievi. No, da Vita Teola. Dietro per l'osso. Carol. Adeola scavalca per la Vardera che controlla. Ancora per Adeola. Protegge contro Duro. Tocco. Spina intercetta. Poi Duro arriva ma non controlla. Mi subisce. Fallo di Duro Adeola. Prova ad andare Corpino. Fermato dai pesi. Che mi subisce sul fallo. Fallo di Luati. Ricordo che al termine tempi regolamentari che termineranno tra poco meno di 14 minuti più recupero. In caso di qualità persistenti si andrà all'otteria dei calci di rigore. Punizione di Belmonte. Sponda di Spina per Carioto. Fallo su Carioto. Punizione San Giorgio Piano. La palla c'è in inglesi. Ora la prossima c'è in solito movimento al limite dell'area dei giocatori del San Giorgio, c'è il fischio dell'arbitro in Mesi, allontana la Vardera, palla in calcio d'angolo. Tanto si prepara si prepara con il numero 16 Giovanni. Tanto occhio all'angolo, sempre in Mesi. Questa volta traiettoria ad uscire. Colpo di testa! E il gol di Spina! Per il vantaggio del San Giorgio Piana. L'esultanza sotto la tribuna, sotto la fonte di Spina. San Giorgio Piana. L'esultanza di Spina adesso anche con Figliolo con il suo secondo portiere. Ma è vantaggio nuovamente
per la squadra di Chinnicia, 12 per recupero dalla fine. Tanto è pronto Ruscio, Nelkus prepara l'ultima mossa, Mr. Zappavigna, potrebbe essere la mossa della disperazione. Cambi per Cristina. Sono pronti con i cambi. In testa, pronto di Giovanni a questo di Spina. Vedremo al posto di chi entra Nucci. Esce Favata. Ed entra Nuccio. Sì, un cambio. Palla disperata per il Palermo. 10 più che non pallone intanto restituito al San Giorgio Piana, che adesso deve gestire questo gol di vantaggio tenuto un paio di minuti fa con la zuccata vincente. Siamo esattamente al minuto 80 e 30 secondi, quindi 9 e mezzo più recupero che sicuramente non sarà breve. 8 cambi, cooling break, il gol di Spina. Prevede almeno 6 minuti di recupero. Intanto recupera duro l'entrata. Irdeula. C'è il cartellino giallo. Si aggiunge alla lista dei cattivi Davide Leo, prima dicendo di questa interruzione per dare qualche piccolo aggiornamento. Io non credo che la giovane che si partita una partita pazzesca, ovvero pari, mentre poteva avere un giocatore che ha iniziato a ricorrere alle 16:30, quindi il calcio di punizione battuto da Giovenco, torniamo in cronaca con di testa di Carollo, poi arriva Nuccio, fermato da Montoro, poi Giovenco sventaglia per forza di duro anticipato, nuovamente Montoro, duro, Giovenco sulla pressione da parte di Morbino, accelera Giovenco anche per togliere un po' di pressione, l'intervento vedono questa volta è pulito anche Giovanni Fadeola, si gioca Montoro, Gonzalva, Di Giovanni, guarda la porta per allarga su Giovenco che va all'ennesima falcata, evita l'avversario, Giovenco, lo sguardo in mezzo, interviene Carollo. Per fare tutto, poi Andolina prolunga di testa, riesce a tenerla in campo, spazza via, Piogaglio, Tripoli la gioca su Adeola, poi Morbino, controlla Andolina che aggira l'intervento di attenzione al fusto che si distende,
la Mardera, l'intervento di Toro, però non c'è nessuno, daranno mano da quella parte. E allora c'è il Coppa. Andolina, dalla porta Andolina viene fermato da Ivan Tarantino. Per una prova a scassare la corsa di Zumbo. Zumbo riesce a dividere un avversario, l'ultimo tocco e il suo marciapiede. E la punizione. Che ne spia. Sei più recupero da giocare qui al Licampi. Con Tarantino che vuole sistemare il pallone. Tarantino, scodella, colpo di testa di Cincotta, poi palleggia Duati, la palla che esce, dimessa in zona d'attacco per il San Giorgio Piana. Questa per 2 mesi c'è il ruolo nel quale provato a seguire, riesce a equilibrare il avversario sempre in mesi, serie di rimpalli, arriva un po' la caccia via, c'è la punizione. Sarà in Senna a mettere in gioco il pallone. E c'è Albi? Torni cazzo, vai! Punta di Senna, lunga a cercare la Vardera, di testa in mesi, poi arriva la Deola, arriva soprattutto Giovenco che calcia lontano, prova ad arrivare Cariotto, c'è in Senna fuori dai pali, bravo, trovare l'equilibrio, anche lo solo leggermente in faccia, ed è fallo laterale per il San Giorgio Piano. Messi alla battuta. Arriva Cariotto, riceve, sponda immediata, intercettata da Adeola, poi Nuccio gioca sulla corsa di Lavardera che però rimane sui blocchi. E Belmonte la mette in fallo laterale, pressato da Andolina. Con le mani Cincotta verso l'area, colpo di testa di Messi, ancora Cincotta, fiondato dentro, pallone che rimane lì, Andolina, salva Belmonte, a dire di no all'avversario, insiste il bus con Adeola, con il cross che spiove, Belmonte, quando uscita, sale in cattedra, il giovane, fissa Belmonte. E mezzo più il recupero. Viva! C'è ancora da soffrire per il San Giorgio Piana, c'è ancora da crederci per il Cus Palermo. Di testa Luati, di testa Adeola, ancora per Luati, ho anticipato all'intervento di Zurmo che poi cerca di tenerla in campo, non ce la fa. Messa per Cincotta, va ad arrivare, ci arriva la Vardera, poi Andolina, sportato a terra, e poi l'uscita di Belmonte. Il rinvio di testa Deola, poi la Vardera, controllo l'intervento di Immesi, poi ancora la Vardera a lottare, fallo di Montoro. Numero 20 in maglia rossa, punizione nella metà campo avversaria, per il 2 al 90esimo. Batte lungo Cincotta, colpo di testa da parte di Giovenco, poi di testa vince, appoggia a Tripoli, lo fa scendere forse per un po' di tempo nella giocata, Spodella in avanti, interviene ancora
Gabriele Giovenco. Poi la sponda tentata di Giovanni, però coglie in duro che poi di Giovanni. Qui la palla che scorre pericolosamente, Cincotta la può giocare. La Vardera la gira, sporca Sumo, ma la palla arriva alle parti di Luati. La Vardera, Montoro, la giocata di sacrificio anche da terra, ma col ballo. La punizione adesso per il Palermo. Sulla palla c'è Cincotta. Chiede Lumi alla panchina su dove mettere la palla a 6. I minuti di recupero, allora il campo l'avevo fatto prima, è corretto. Il recupero che inizierà dopo, però questa punizione perché siamo ancora a 30 secondi dietro il 90°. Cincotta in mezzo, pallone allontanato per Mormino con un braccio secondo l'arbitro. Allora punizione per il San Giorgio Piana che rifiata. E c'è la Cristian! Sono 6 minuti per evitare i calci di rigore adesso con Sanfrecce per passare il turno. Premessa fondamentale veramente di una gran bella partita, doppia partita ripresa sotto gli occhi delle nostre telecamere. San Giorgio che probabilmente ai punti sta meritando anche per quello che ha creato, soprattutto nel corso di questa gara di ritorno. Poi di Giovanni riesce a tenere la palla in campo. Mici. Tripoli. Non pressa più il San Giorgio, soltanto con Duro sporadicamente e con Cariotto. Nuccio è rovesciata. Tarantini. Poi non controlla di Giovanni e allora Tripoli per Adeola. Finta di corpo di Adeola che poi scodella, colpo di testa di Duro, arriva Montoro in anticipo, la fa passare, scambia con Cariotto, l'intervento di Vinci. Vinci. Cincotta. Pressato da Cariotto, intervento di Davide Cariotto. Prezioso. In fase di copertura, in fase di aiuto ai compagni in difesa, Davide Cariotto qui spazza in mesi. La palla diventa buona per Normino, che non la fa scendere, decide di stopparla col ginocchio. Sto malgrado però perché la palla va oltre la linea. E mezzo, se devono giocare 4,5 ancora. Belmonte al rinvio. Batte lungo il numero 1 del San Giorgio Piana. Andolina dopo il colpo di testa di Areola, poi la Vardera, fermato da Peppe Duro, poi Montoro per Cariotto che è in posizione regolare e prova ad involarsi. Cariotto decide di tenerlo saggiamente, fa un po' la falcato, prova ad avvicinarsi alla bandierina del calcio d'angolo, la calcia addosso alla Vardera, la tocca Cariotto. Quando era ancora in campo, secondo il direttore di gara. Adeola. Cincotta. Cerca di palleggiare sulla corsa ruota, invece la fa uscire saggiamente oltre la linea. Scadere anche il terzo dei minuti di recupero, stiamo per aggirare la boa dell'extra time, sempre sul 2-1 per il San Giorgio Piana. Cercano un po' stracciato da lati. Calcio di punizione.
La battuta di Tarantino cerca di Giovanni dall'altra parte, la tiene in campo, pressato da Urbano, numero 16 del Sarajevo, che rimane in campo e allora c'è l'appoggio per Turo. Turo fermato, commette fallo su Mormino. 4 dei 6 minuti di recupero siamo giocati. PC di Tacconuccio, senza dubbio non un fioretto Giovenchi, prendere il gol laterale. Con le mani Tripoli, di testa duro, poi Carioto per difenderla. Avanza ancora Carioto, fermato da Vinci, rimessa San Giorgio, subito Carioto per Duro che palleggia. Immesi. Zummo scambia con Immesi, pallone di ritorno non perfetto, allora Deol. Duati. Carollo, ultimo assalto del Cus. Duati. Lungolinea per Cincotta. La palla proposta in mezzo, colpo di testa di Tarantino che urla come se avesse segnato. Adeola, l'appoggio. Poi Vinci in avanti per la Vardera, troppo spazio forse per lui. La Vardera cerca luce, trova Adeola che gioca con lui. Ancora la Vardera, non commette fallo duro. L'appoggio è per Cincotta che propone l'ennesimo cross Nuccio con la girata. Belmonte la fa scendere e poi la prende con le mani. Secondi al 96esimo, direttore di gara che inizia a portare il fischietto alla bocca, fa già cenni inequivocabili. Belmonte lancerà e metterà. Sì, è finita! E San Giorgio Piana passa ma con grande merito il primo della Coppa Italia di promozione, batte per 2-1 e con il punteggio totale di 3-2 il Cus Palermo al termine di 180 minuti di grande adrenalina da una parte e dall'altra. Riepiloghiamo quello che è successo in questi 180 minuti. All'andata il vantaggio firmato da Andolina e sul calcio di rigore il pareggio di Jack Serio che ha sbloccato anche la gara di ritorno, poi il pareggio firmato sull'1-1 da Cincotta, prima della rete da 3 punti realizzato da Boris Spina, che porta il San Giorgio Piana al secondo turno di Coppa Italia di promozione. Comunque applausi, comunque complimenti alla squadra da mister Nando Favigna. Un ottimo incontro dal punto di vista dell'intensità, dal punto di vista della grinta e anche del gioco proposto. Sarà sicuramente protagonista nel prossimo campionato di promozione, così come sarà protagonista il San Giorgio Piana, che adesso si va a prendere l'applauso nella curva West. E dunque, rimanendo il parziale di San Giorgio Piana 2, Unitas Cus Palermo. Ringraziamento a chi ci ha seguito. Siete stati tanti anche oggi. La prossima